Buonasera a tutti, assenti e presenti. In presenza ci abbiamo solo la nostra rappresentante femminile Franca Farina e il nostro segretario Ivan Meloni. Però noi immaginiamo una sala Italia dell'UNAR, una splendida sala Italia piena con tutti voi, come quando facciamo queste cose in presenza. Oggi siamo qui per porre la nostra attenzione, per celebrare la giornata internazionale della donna e anche i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda. Per fare questo abbiamo degli ospiti e degli amici speciali che adesso fra un po' vi presenterò. E vorrei iniziare questo incontro chiedendo alla nostra socia del gremio Manuela Manca, soprano, che ci canti dedicandola a tutte le donne, non solo alle donne sarde, ma a tutte le donne del mondo, la più bella canzone sarda d'amore, Non poto riposare, che è stata scritta nel 1915 dall'avvocato Barò Ressini di Sarule e armonizzata dal maestro di musica Peppino Rachel di Nuoro. Ecco, Manuela, a te la parola. Grazie. Un saluto a tutti e io aggiungerei che la dedico anche a tutti gli uomini che rispettano le donne. Non poto riposare, amore e coro, pensando a tieso d'ogni momento, noi stesi in tristura, brenda e oro, ne in dispiacere o pensamento. T'assicuro che ti sono bravo, cantamo forte, t'amo e t'amo e t'amo. T'assicuro che ti sono bravo, cantamo forte, t'amo e t'amo e t'amo. Si m'essere possibile d'angelo, si spirito invisibile piccavo, sa forma se furavo da cielo, su sole sosistedos e formavo un mondo bellissimo, protene, propone dispensare cada bene. Un mondo bellissimo, protene, proponer dispensare cada bene. Non posso vivere no che un'amargura lontano da te amato coro hanno da balessa bella natura si non è zacuzzuzu meu tesoro e
coro Dios amada, bruse teu, e providere consolo e recreu, coro Dios amada, bruse teu. T'assicuro che ti sono bravo, che t'amo forte, t'amo e t'amo e t'amo. T'assicuro che ti sono bravo, che t'amo forte, t'amo, t'amo e t'amo. Grazie Emanuela. Il Covid ci impedisce di abbracciarti, però lo faremmo volentieri, veramente. Anche io a tutti voi. Grazie. Questa canzone ci dà veramente tanta emozione. Allora, adesso voglio presentarvi gli altri ospiti, tutte donne. E alla mia sinistra c'è Neria De Giovanni, dovrei dire la nostra cara Neria, che ci assiste continuamente per quanto riguarda le attività del gremio, presentazioni, commenti, insomma, a non finire. Allora, Neria non ha bisogno lei di molte presentazioni perché è molto conosciuta, comunque è la presidentessa internazionale dell'Associazione dei Critici Letterari ed è, a mio avviso, la massima esperta su Grazia Deledda, perché ha scritto, non so quanti, Neria, 15, 20 libri, 17, ecco, 17 libri e saggi su Grazia Deledda, e quindi Grazia Deledda in tutti i modi, insomma, viene descritta dai libri di Neria. Ed oggi noi abbiamo tratto alcune letture che poi sentiremo proprio da un paio di libri scritti da Neria su Grazia Deledda, però poi di questo ci parlerà lei. La seconda nostra ospite, che ringraziamo veramente con tutto il cuore, perché è da molto tempo che desideravamo e sognavamo di averla qui al gremio, dove peraltro è già stata, e Grazia Francescato. Grazia Francescato, già portavoce dei Verdi, una dei più importanti leader a livello nazionale, se non mondiale, nell'ambito dell'ambiente, della natura, e il suo tema oggi è proprio questo, la natura, eccetera. Un titolo esemplificativo, di cui poi lei ci parlerà, Il verde è rosa. Ecco, questo è oggi il compito affidato a Grazia Francescato. L'altra nostra ospite è un ritorno continuo, è quello di Stefania Masala, attrice di teatro di Sassari, ottima lettrice per quanto ci riguarda dei testi che presentiamo. Grazie Stefania, adesso grazie poi a voi. Ascolteremo quello che ci dovrai leggere. Allora io dopodiché lascio il microfono a Neria,
che avrà il compito di interloquire con Grazia e comunque di gestire questo incontro. Adesso chiedo quindi a Stefania di, come dire, di introdurre il commento di Neria su Grazia Deledda, perché come abbiamo detto oggi la giornata della memoria, la giornata della donna, ho detto la giornata della memoria che l'abbiamo fatta qualche giorno fa con Edith Bruck, la giornata internazionale della donna è anche dedicata ai 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda. Quindi ti prego Stefania, leggi questo primo brano. Dal libro di Neria, Il cammino di Efix tra i luoghi di Canne al Vento. La domenica dopo Pasqua andò a una piccola festa campestre nella chiesetta di Valverde. Era un pomeriggio freddo e sulla vallata dell'Isalle, battuta dal vento di tramontana, con Monte Albo giù in fondo fra le nuvole, come una nave incagliata in un mare burrascoso, pareva dominasse ancora l'inverno. Efix seguiva una fila di paesane, avvolte nelle loro tuniche grevi, e col vento che gli batteva sul petto sentiva qualche cosa di nuovo, di forte, penetrargli nel cuore. La gente camminava triste, ma tranquilla, come in processione, avviata non a un luogo di festa, ma di preghiera. Anche una fisarmonica lontana ripeteva il motivo religioso delle laudi sacre, ed egli sentiva che la sua penitenza era cominciata. Arrivato alla chiesetta, sull'alto della china rocciosa, sedette accanto alla porta e si mise a pregare. Gli sembrava che la piccola Madonna guardasse un po' spaurita dalla sua nicchia umida la gente che andava a turbare la sua solitudine, e che il vento soffiasse sempre più forte e che il sole cadesse rapido sopra la valle per costringere gli importuni ad andarsene. Infatti le donne si avvolgevano meglio nelle loro tuniche e dopo aver recitato il rosario s'avviavano al ritorno. Non rimasero che una venditrice di torroni e di pupazzi di farina nera ricoperti di zucchero e due uomini, seduti uno per parte davanti alla porta della chiesetta, sotto l'atrio in rovina. Efix sedeva poco distante da loro e li guardava gravemente. Li riconosceva. Li aveva veduti laggiù, alla festa del rimedio. Erano due mendicanti vestiti decentemente da borghesi, con pantaloni turchini e giacca di fustagno. Uno, giovane ancora, alto e curvo, col viso giallo, scarnificato, ove pareva fosse rimasta la sola pelle sulle ossa, con le palpebre livide abbassate, chiedeva muovendo appena le labbra grigie sui grandi denti sporgenti, come dormisse e parlasse in sogno, indifferente al mondo esterno. L'altro, vecchio ma forte, col viso rosso cremisi, congestionato, tutta la persona agitata da un tremito che sembrava finto, aveva messo il cappello fra le sue gambe aperte e di tanto in tanto si curvava a guardarvi dentro le piccole monete. Certo ci si perde ad ascoltare queste bellissime pagine di Grazia Deledda. Ringrazio veramente diciamo non solo Stefania ma il gremio che ha pensato di iniziare questa nostra giornata per la festa della donna, la giornata internazionale della donna, proprio con questo bellissimo brano tratto, come diceva Stefania, da il mio libro Il cammino di Efis. E mi piace ricordare qui, proprio nella sede del gremio, il fatto che il cammino di Efis, grazie ad Antonio Masia, insomma al Presidente e a tutti i nostri amici del gremio, è stato qualche estate fa, e sembra molto molto lontana Antonio, invece forse era da 3 estati fa, forse, è stata nel 2018, è stata proposta alla Regione Sardegna proprio come esperienza di cammino spirituale, seguendo Efis, il personaggio di Grazia Deledda di Canne al Vento, che la settimana dopo Pasqua, proprio lì, nel brano che ha appena letto la nostra attrice,
inizia una peregrinazione per espiare una colpa che lui crede di avere compiuto. In effetti ha ammazzato, ma non per volontà, così accidentalmente, il suo padrone, per difendere la fuga della sua padroncina di cui era innamorato. Comunque la storia di Canne al Vento credo tutti voi la conosciate, e il gremio appunto ha chiesto alla regione, con un progetto, di inserire questo, proprio il viaggio di Efis intorno a Nuoro e a Galtellì e comunque nelle Barbagie di Nuoro, di Rotelli, di inserire appunto questo viaggio letterario in un vero e proprio percorso religioso e spirituale. E cosa dire? Che è veramente una coincidenza stranissima e molto bella stare qui a Roma dove ricordiamo i 150 anni della nascita di Grazia Deledda, ma sono anche i 150 anni della nascita di Roma, capitale del Regno d'Italia, nel 1871 appunto, e ricordare anche come la nostra Grazia ha vissuto qui a Roma più anni di quanti ne abbia vissuto in Sardegna. È venuta qui a Roma dopo il matrimonio nel 1900, è rimasta fino al 1936 quando è morta. Quindi, essendo nata nel 1871, i conti sono presto fatti. È stata più in continente, come diciamo noi, di quanto sia stata in Sardegna. Eppure la Sardegna ha sempre nel suo cuore, è bellissima anche l'apertura della nostra soprano, che appunto ricorda questo, descrive questo sentimento forte di nostalgia, in quel caso di una donna, di un uomo nei confronti della sua amata, nel caso di Grazia Deledda una fortissima nostalgia nei confronti della sua terra e di quello che era la tradizione, la cultura sarda che lei continuamente ha portato avanti nei suoi libri. Ora, Canne al Vento è del 1913, tutti noi sappiamo che questo è un romanzo a cui lei era particolarmente affezionata, che fu molto famoso, e lo è stato e lo è tuttora, anche grazie al famoso sceneggiato televisivo. Quando vi ricordate, magari le persone della mia età sì, i più giovani che ci ascoltano no, comunque la RAI aveva solo un canale, poi ne ha avuto due, ma rigorosamente in bianco e nero. Ebbene, lo sceneggiato tratto da Canne al Vento aveva anche un altro grande sardo dietro, era questo che voleva già dire Antonio, io lo capisco dagli occhi, nonostante la mascherina, e cioè aveva Porrino, il grande Ennio Porrino, che aveva musicato proprio quello sceneggiato. Quindi Canne al Vento, Grazia Deledda, aveva portato in tutta Italia, perlomeno prima del premio Nobel del 1927, aveva portato questa forte identità del popolo sardo collegata con un senso della giustizia, dell'etica e soprattutto del rispetto dell'ambiente. Dico questo perché so che dopo di me parlerà Grazia Francescato, da una Grazia ad un'altra Grazia, e quindi sentiremo belle parole, forti parole sull'ambiente, e vorrei indicare ai nostri amici che ci ascoltano grazie allo streaming e al gremio, nel sito del gremio, vorrei ricordare quante belle pagine ci sono in Grazia Deledda come descrizione della natura. La natura in Grazia Deledda, il paesaggio in Grazia Deledda non è mai esornativo, non è mai in più, ma è sempre fortemente una descrizione di stati d'animo oppure di rappresentazione della ricchezza di quello che c'è come espressione proprio dell'ambiente e quindi della cultura dell'isola. Anche fuori dell'isola, Grazia Deledda ha scritto dei bei romanzi anche ambientati qui a Roma, non dimentichiamocelo. Comunque, aver iniziato con Canne al Vento ed Efis ci indica anche un'altra cosa. Vi voglio raccontare velocissimamente questo aneddoto prima di passare alle altre fasi di questo pomeriggio, che speriamo sia gradito a voi, e abbiamo promesso che sia un pomeriggio veloce, visto che ci vedete anche attraverso uno strumento che è quello del computer, che quindi ha necessità di velocità nei tempi. L'episodio che vi voglio raccontare è collegato al fatto che Grazia Deledda romana non ha mai finito di essere Grazia Deledda sarda,
subito dopo il premio Nobel viene a trovarla Monsignor Cambosu, che era suo zio, e non dimentichiamo che per esempio il cugino di Grazia Deledda, il figlio del fratello della mamma, era Salvatore Cambosu, il grande scrittore anche lui. Bene, Monsignor Cambosu viene a Roma e chiacchierano amabilmente in salotto, poi deve andare via per tornare, suppongo, in albergo o dove il Monsignore abitava o soggiornava, e a un certo punto Grazia Deledda lo ferma, invita il marito Palmiro Madesani ad accompagnarlo, perché dice: da noi donne e preti dopo il tramonto non vanno mai soli. Allora mi domando, da noi dove? Da noi non certamente a Roma, e lei abitava qui almeno già da 30 anni, 25-27 anni, da noi in Sardegna. Quindi io credo che questo sia un episodio, un aneddoto della vita di Grazia che ci dice tante cose, come si può essere contemporaneamente universali, mondiali, perché lei è l'unica donna che ha preso il premio Nobel per le lettere italiane e quindi è una lanciata nel mondo intero, eppure si può essere tale rimanendo comunque fortemente radicata alle proprie radici, che non limitano ma rafforzano, fortificano quello che è poi il messaggio che lei vuole portare. Quindi io credo che già come primo inizio Grazia ci ha dato, come dire, già un bell'impulso, e io adesso, come diceva il Presidente prima, dovrei parleremo con Grazia Francescato, ma prima, appunto, come è stato per Grazia Deledda, chiederei a Stefania Masala gentilmente di dare voce a una grande enciclica, Laudato Si, visto che Papa lo accettiamo, non è donna, e Papa Francesco accettiamo comunque un brano da Laudato Si, e in seguito sempre Stefania leggerà da un breve brano tratto da un'intervista proprio a Grazia Francescato. Papa Francesco è super partes, prendiamolo così. Da Laudato Si di Papa Francesco. Laudato si, mi Signore, cantava San Francesco d'Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa comune è come una sorella con la quale condividiamo l'esistenza, e anche come una madre bella che ci accoglie fra le sue braccia. Laudato si, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti flori et erba. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell'uso irresponsabile e dell'abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c'è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che vertiamo nel suolo, nell'acqua, nell'aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c'è la nostra oppressa e devastata terra, che geme e soffre le doglie del parto. Dimentichiamo che noi stessi siamo terra. Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta. La sua aria è quella che ci dà il respiro, e la sua acqua ci vivifica e ristora. Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo e le sue radici umane ci riguardano e ci toccano tutti. Il movimento ecologico mondiale ha già percorso un lungo e ricco cammino e ha dato vita a numerose aggregazioni di cittadini che hanno favorito una presa di coscienza. Purtroppo molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche dal disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla negazione del problema all'indifferenza, alla rassegnazione comoda o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di una nuova solidarietà universale. Il verde è rosa, di Grazia Francescato. È innegabile. Le donne sono protagoniste dell'impegno ambientalista,
Un impegno che anche quando si esprime nei piccoli gesti quotidiani costruisce un messaggio che punta a cambiare il mondo, commenta Grazia Francescato, pioniera dell'ambientalismo italiano. Io amo dire, con una sintesi, che il verde è rosa, perché l'attitudine delle donne alla cura le connette immediatamente alla cura del pianeta, così come l'attitudine alla relazione le avvicina a comprendere l'interconnessione fra tutte le forme viventi. Oggi la pandemia, riflesso di gravissimi squilibri ambientali, ha acuito la consapevolezza che non c'è più un prima a cui tornare, c'è solo un dopo da inventare. E qui entrano in scena le donne, che a vario grado vogliono cambiare le cose e inventare nuove visioni e nuove pratiche. Ne vedo tante, anche nelle imprese, amministratrici di cervello e di cuore, che hanno capito che il cambiamento deve toccare i consumi e gli stili di vita, sì, ma anche i modelli di produzione. In ogni caso, conclude, dobbiamo fare attenzione a che la cura del pianeta non diventi un'esclusiva femminile e dunque si trasformi nell'ennesimo recinto. La cura è di tutti e di tutte, è una condivisione della responsabilità. Non si possono sentire gli applausi, ma noi li stiamo facendo, nel cuore, cerchiamo anche di dare qualche tocco di mano, perché veramente grandi parole, grazie a Francescato, come diceva il presidente Masia, già parlamentare, presidente del WWF Italia, presidente dei Verdi italiani ed europei, insomma un grande personaggio per queste grandi parole. Grazie, ma questo rosa e verde, se tanti anni che lo dici, ma c'è bisogno ancora, Pare proprio di sì, sono 50 anni che lo ripeto, che il verde è rosa, ma prima di parlare di questo, Grazia ringrazia. I latini dicevano nomen omen, nel nome c'è un destino, e quindi io voglio ringraziare gli amici del gremio, anzi 3 volte, perché io rispondo sempre e volentieri ai vostri appelli, ancora di più oggi perché è la festa internazionale della donna e perché festeggiamo, celebriamo davvero una grandissima donna, una luce nella letteratura mondiale e nazionale e sarda, e una luce anche per come ha vissuto, per la coerenza estrema tra quello che lei sentiva ed esternava con la sua scrittura e quello che viveva. E sulla coerenza poi tornerò perché è una virtù rara di cui dobbiamo riappropriarci. Però direi questo, si dice festa della donna l'8 marzo, non abbiamo molto da festeggiare quest'anno in tempo di pandemia purtroppo, perché pensate, il femminicidio si è alzato, ha avuto un'impennata del 6% nel 2020, perché è chiaro che se io sto in casa col mio aguzzino e sono costretta a non uscire, la violenza domestica non può che aumentare. Poi si sono persi 400.000 posti di lavoro, le donne hanno perso 400.000 posti di lavoro e l'occupazione femminile in Italia è all'ultimo posto, il 48,5%, mentre la media europea è del 64%. Quindi vedete come siamo lontani dagli obiettivi europei. Direte c'è poco da festeggiare, certo, anche perché la famosa cura, avete presente la cura della casa, dei bambini, degli anziani, tutti i problemi su cui gravano, 67% del tempo lo mettono le donne, niente di nuovo sotto il sole. Quindi avremmo poco da festeggiare, però noi siamo donne, quindi siamo forti, le donne sarde non sono forti, sono possenti, diciamolo proprio, no? Le donne sarde sono una cosa meravigliosa e quindi troviamo un modo non solo di lottare ma anche di sorridere, di goderci la vita, in ogni caso anche con la mascherina. La tolgo un secondo per fare un sorriso a tutti voi e poi ce la rimettiamo perché noi siamo ligie alle norme e alle leggi. E veniamo al verde e rosa. Vedete, ma come questa non riesce a vedere i colori? Non vede che quelle rosa e quelle verde è daltonica? No, non sono daltonica. Perché dico che il verde del movimento ambientalista in realtà è rosa? Perché i valori che sostanziano, che nutrono il movimento ambientalista in Italia, nel mondo, sono valori al femminile. Attenzione, non ho detto femminili e basta, sono al femminile e gli uomini, i maschi, sono ovviamente invitati, benvenuti a partecipare a questi valori, a vivere questi valori insieme a noi.
Solo se lo faranno salveremo questo pianeta. Il primo valore, l'abbiamo detto, è la cura. Dovete sapere che nel Pantheon latino la cura era una dea minore, ancillare, di secondaria importanza. Che doveva fare questa povera cura? Doveva mantenere la forma delle cose, cioè si dedicava alla manutenzione. No? È un compito prettamente femminile, fondamentale, perché se gli esseri viventi, le cose perdevano la forma, perdevano la vita. Quindi la dea cura aveva una grande importanza, ma non era celebre, non era famosa, non era considerata all'altezza di Giove, di Nettuno, neanche di Venere e così via. E adesso andrebbe rivalutata. Perché? Perché dentro la cura, la parola cura, ci sono due ingredienti fondamentali. Il primo è la presa di responsabilità a livello individuale e collettivo. Io, che sono una persona, mi prendo cura del basilico di casa mia, mi prendo cura del cane, della famiglia, del mio territorio, dell'intero pianeta. Però questa cura, attenzione, non è una presa di responsabilità, come posso dire, fredda, burocratica. Io ci devo mettere dentro l'amore, l'empatia, l'affetto, un sentimento caldo. Io dico sempre che all'inizio di questo terzo millennio così inquietante, ma anche stimolante, noi abbiamo bisogno di intelligenze calde, capaci di mettere insieme cuore e cervello, ragione e sentimenti. E questo le donne lo sanno fare, perché siamo abituate alle relazioni. Chi cura le relazioni in una famiglia? Spesso anche quelle del marito, no? Tutti noi abbiamo compagni, pure io, che insomma, non voglio dire che la relazione con la famiglia di lui la tengo solo io, però insomma diciamo che è così o no, ecco, ci viene naturale a noi, anche la cura del cane, quindi le relazioni. La seconda cosa, che si allaccia appunto a questa capacità di relazionarsi con tutto, è il valore dell'interconnessione. La prima regola dell'ecologia è tu soutieni, ogni cosa è collegata ad ogni altra cosa. Se io butto un pezzo di plastica in mare, questo si frantuma e va a finire nei pesci, va a finire nella balena, va a finire in tutta la catena dei viventi. Quindi l'interconnessione significa che io mi rendo conto che io sono collegata a tutti i viventi. E qui torniamo a Francesco, al Cantico delle Creature. Sono parente di tutte le creature, sono vicina a tutte le creature. Quindi se si ammala l'ambiente, se si ammala la natura, mi ammalo per forza pure io. Come diceva Papa Francesco, non si può essere sani in un pianeta malato. Ed ecco che la pandemia ci obbliga a riconoscerlo. Noi siamo qua con la mascherina perché un esterino invisibile che forse non è neanche vivo e con cui non possiamo negoziare, non possiamo dialogare, ci tiene in pugno. Quello si chiama coronavirus, alla corona, perché è il re dei nostri giorni. Decide lui cosa dobbiamo fare, cosa non possiamo fare. La gente forse su questo non riflette, ma è arrivato il momento di capirlo. Perché guardate che viene detto poco dai giornalisti, poco dai media, poco anche dagli scienziati. La pandemia è figlia dello squilibrio ambientale. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io butto giù la foresta, i pipistrelli della foresta se ne vanno a stare nel frutteto dell'agricoltore e quindi mangiano i frutti del frutteto e poi fanno i loro bisogni e i porci che stanno sotto l'albero si mangiano questi bisogni, dopodiché passano il virus anche ovviamente al contadino, è chiaro che quelli si ammalano. Non so se la cosa è così semplice che anche un bambino la capisce, ma noi no. Allora, se noi continuiamo così, il salto di specie, che si chiama spillover in inglese, c'è anche un bellissimo libro di Wendell. Se noi continuiamo così, gli animali selvatici saranno sempre più vicini a noi, perché i loro habitat spariranno, e noi saremo sempre più esposti alle pandemie, e ci ricorderemo del coronavirus come di una carezza. Non è che io voglio fare, c'è i soliti ambientalisti che sanno le Cassandra, ma intanto Cassandra mica l'aveva visto sbagliato, perché poi Troia è caduta, mi risulta. Io non è che voglio fare la Cassandra, però uno deve anche avvertire. Allora adesso la gente comincia a capirlo. Poi il terzo valore è la sostenibilità. Magari poi ne parliamo dopo perché non voglio prendere troppo tempo, però ecco, la cura secondo me non è il tempo della guerra al virus questo, smettiamola con queste cose di guerra, il maschio alfa, le primarie. Questo è il tempo della cura tra di noi, tra noi e il nostro pianeta.
Grazie. Per chiudere questo interessantissimo tuo intervento, mentre parlavi hai ricitato il Papa Francesco. Allora io vorrei ricordare ai nostri amici, attraverso le tue parole, che tu sei stata una delle pochissime, credo l'unica donna che ha partecipato a un bel libro, o eravate in due, ecco, l'unica donna che ha scritto un libro pubblicato dal Vaticano subito dopo l'enciclica, e la Voce di Grazia era insieme a quella di cardinali, insomma, di cosiddetti principi della Chiesa. E la tua, diciamo in sintesi, che cosa appunto dicevi in quel libro? L'unica donna, non proprio qualche principe, ma qualche vescovo, anche perché di principesse della Chiesa ancora non mi risulta che ci siano. No, lo so, appunto. Però magari un domani, lo sa, avremo anche qualche principessa della Chiesa, non si sa mai. Brava, tanto la provvidenza è infinita, quindi noi lo speriamo. Io ho fatto un saggio dentro questo libricino che si chiama appunto, che si chiamava Laudato Si, un aiuto alla lettura, e il mio saggio si chiama Madre Terra, cuore dell'enciclica, per i motivi che dicevo prima. Perché anche il concetto di sostenibilità, questa è una parola che tutti sentiamo, no? Ogni tanto vanno di moda delle parole, innovazione, adesso è sostenibilità, che non è solo ambientale, deve essere anche sociale ed economica, perché la pandemia ha provocato enormi danni dal punto di vista economico e sociale, quindi quando noi proponiamo delle alternative, delle differenti politiche, devono essere sostenibili anche a livello economico e sociale, se no non si va da nessuna parte. Allora, lo sapete chi ha fatto la definizione ufficiale di sostenibilità per l'ONU, per le Nazioni Unite? Una donna che si chiamava Gro Harlem Brundtland, era una premier norvegese che nel 1987 ha avuto l'incarico di scrivere un rapporto per l'ONU. Titolo del rapporto: Our Common Future, il nostro futuro comune. E lei cosa scrive? Attenzione, perché la definizione secondo me la poteva dare solo una donna. Dice: la sostenibilità è un tipo di sviluppo che permette a questa generazione di soddisfare i propri bisogni senza impedire alle generazioni future di soddisfare i loro. Cioè questa signora a chi pensava? Ai figli e ai nipoti. Noi a chi pensiamo? Quasi sempre ai figli e ai nipoti, anche ai mariti per carità, però voglio dire magari un po' di più. E io sono qui soprattutto per le mie nipotine, per i bambini, no? Quindi questa preoccupazione per il futuro dei ragazzi, dei giovani, è tipica delle donne, no? In qualunque famiglia, in qualunque, ecco. Quindi sostenibilità è questo, questa capacità di guardare al futuro, di capire che non ci può essere una crescita illimitata su un pianeta che ha risorse limitate. E quando in televisione tutti questi politici, io non ne posso più, su 50 anni che le ripeto queste cose, continuano a parlare di crescita, ma dove vanno? E poi dopo arriva Elon Musk e ci andiamo su Marte, ma vacci tu su Marte, che noi stiamo bene qua, magari in Sardegna, voglio dire. Ma scusate, ma vi immaginate uno che va al mare in Sardegna, in quel mare meraviglioso, e quell'altro va su Marte in quella schifezza di deserto? Ma bisogna essere matti. Però, siccome lì c'è l'innovazione tecnologica, tutti zitti, come se la tecnologia potesse risolvere tutto. La tecnologia è un aiuto, è evidente, anche noi la stiamo usando, però non può essere la risposta. E qui il rischio è molto forte perché, guardate, se noi dovessimo dare una definizione, una sintesi del percorso dell'umanità, io direi, la macchina, nel senso delle tecnologie, ha progredito, l'essere umano no. Noi siamo pari quello che eravamo 2000-3000 anni fa. Quando gli uomini fanno il femminicidio, rispondono allo stesso istinto barbaro di possesso che prendeva l'uomo della caverna quando acchiappava per i capelli la femmina e la portava dentro nella caverna per farne uso. Quindi voglio dire, dobbiamo renderci conto che se noi non lavoriamo sull'evoluzione spirituale dell'essere umano, non lavoriamo in maniera accanita, come ha fatto poi Grazia Deledda nei suoi libri, svelando la profondità dell'animo umano, per un salto di qualità della coscienza collettiva, noi non andiamo da nessuna parte. E se voi mi chiedete, qui chiudo, dopo 50 anni di ambientalismo, Grazia, ma secondo te qual è l'ecosistema più a rischio? Forse le barriere coralline sbiancate dal cambiamento climatico? Oppure la foresta amazzonica, distrutta dalle grandi opere, distrutta dal taglio del legname? Io vi rispondo no, l'ecosistema più a rischio è questo. Questo è questo, è la mente umana e il collegamento mente-cuore. Allora se c'era una persona, devo dire tra le tante che hanno scritto, che questo collegamento l'ha esplorato,
l'ha percepito e l'ha reso con una maestria incredibile, questo sicuramente grazie a Deledda, che non era una scrittura femminile, svenevole, tutta sentimentale, per carità di Dio, era una scrittura forte. Ecco il discorso prima delle donne sarde possenti. Allora, per chiudere, perché così chiudiamo il cerchio, tornando a Grazia, Deledda, non Grazia, perché io sono molto al di sotto, ridò la parola alla nostra Neri. Tutto quello che devo dire l'ho detto, basta. Grazie, lei vedi, tu hai proprio, come dire, sei venuta incontro ad una necessità di regia, perché io stavo già pensando come facciamo da Grazia Francescato andare su Grazia Deledda. Una frase bellissima che Grazia disse subito dopo il premio Nobel: sono nata in Sardegna, ma se fossi nata a Roma, come a Nuoro, sono nata a Nuoro, se fossi nata a Roma o a Stoccolma, sarei sempre stata quella che sono, una donna che si appassiona ai fatti della vita. E quindi quello che diceva Grazia Francescato. E adesso veramente grazie Grazia che mi dai l'opportunità di ridare il microfono a Stefania Masala che ci legge proprio un brano, un altro brano di Grazia Deledda. Grazie. Da Il paese del vento di Grazia Deledda. È noto il modo con cui Palmiro Madesani si dichiarò alla Deledda a Cagliari durante un ricevimento in casa di Maria Manca, la direttrice della rivista La Donna Sarda, presso cui Grazia aveva trovato alloggio quando si recò nel capoluogo sardo per disbrigare delle faccende burocratiche. Ebbene, la stessa modalità viene descritta nell'incontro fra Nina, in un ricevimento insieme alle cugine, e il segretario della prefettura che approfitta delle penitenze di un gioco per domandare alla giovane come volesse fosse il suo fidanzato. Con sfrontatezza, Nina risponde: come lei, offrendo così la possibilità all'uomo di chiederla in sposa. Il matrimonio avverrà in meno di 3 mesi, come nella realtà. Grazia Deledda conobbe Madesani alla fine di ottobre del 1899 e si sposarono nella cattedrale di Nuoro l'11 gennaio del 1900. Nina e il suo segretario di prefettura si sposarono anch'essi dopo poco più di 2 mesi, ma nella finzione letteraria si era a maggio. Il gioco, si sa, consiste nell'evitare, rispondendo, la parola perché. Io invece risposi d'impeto perché non mi lasciarono proseguire. Le ragazze si sollevarono, con la gola gonfia di riso. I giovanotti guardarono con beffa il mio compagno. Ah, disgraziato, con una sola parola ti lasci prendere al laccio. Penitenza, penitenza, fu un grido generale. Penitenza a chi? A me? Che goffamente avevo risposto con la parola fatale? O penitenza a entrambi i giocatori che si impegnavano nella terribile partita dell'amore e del matrimonio? Io però non sopportavo la decisione, anche se accompagnata da simpatia, e decisi di vincere io, con coraggio. Così, quando il mio compagno di gioco, per penitenza, mi impose di confessare come desideravo fosse il mio futuro sposo, risposi con accento che pareva leggero e invece risuonava dal profondo del cuore. Come lei. Il giorno dopo egli mi scrisse una lettera d'amore e nel maggio seguente fu celebrato il nostro matrimonio. Mannaggia questa mascherina, io sto sorridendo, la faccio così, sto sorridendo. Grazie, brava. Grazie. Sto sorridendo perché effettivamente quel brano, l'ultimo che ha letto, appunto tratto da Il paese del vento, che molti, sapendo che la Sardegna è un paese del vento, un'isola del vento, magari pensano così di primo acchito che sia ambientato in Sardegna, invece è ambientato a Cervia, dove Graziella aveva comprato dopo il premio Nobel, dopo i soldi del premio Nobel, aveva comprato una bella casa che lei chiamava il villino color biscotto. Ebbene, questo romanzo, Il paese del vento, racconta proprio la storia, come ci ha già introdotto Stefania, di questa giovane che si sposa e poi si trova, diciamo, a Cervia. Ma la cosa singolare è che questo romanzo è l'unico romanzo in prima persona, perché Nina parla dicendo io.
tutti i romanzi, escluso i racconti, ma tutti i romanzi di Grazia Deledda sono in terza persona, quindi più oggettivi. Qua c'è proprio una compenetrazione col personaggio femminile. Allora, penso che questo brano sia tratto da un mio libro Senza Scampo, e questo libro Senza Scampo racconta i personaggi maschili di Grazia Deledda che, secondo me, riassumendo, sono proprio senza scampo davanti alla forza del personaggio femminile. Ora, molte volte si dice che uno scrittore racconta sempre se stesso, forse è vero, e le donne, i personaggi femminili di Grazia Deledda hanno una forza ed un carisma ed una anche volontà ferrea, cosa che lei dimostrò, essendo così ragazzina, a 17 anni ha fatto il primo racconto, ha scritto il primo racconto, dopodiché è andata veloce come un treno, come un intercity, anzi adesso ci sono ancora quelli più veloci, come si chiamano, i pendolini, le frecce, è andata dritta verso il suo obiettivo, che era quello di raccontare la storia della Sardegna a più gente possibile, raccontare il suo popolo. Le sue donne sono forti e tutte le donne raggiungono il loro obiettivo, anche con sacrificio, anche diciamo andando incontro a un destino terribile, come Annesa nell'Edera, eccetera. Ve ne potrei raccontare tante, ma visto che stiamo parlando di maschi senza scampo, diciamo che il personaggio maschile poco ha nei confronti del marito Palmiro Madesani, che invece fu un grande uomo che riuscì a sostenerla e comunque a starle vicino. Il personaggio maschile invece nelle opere di Grazia Deledda è veramente, può essere un prete, può essere un possidente, può essere un bandito, può essere un grosso nobile, non c'entra, la sua figura sociale è come frantumata davanti alla volontà e al desiderio della donna, cioè questi uomini davanti alla richiesta della loro amata proprio si perdono, comunque accettano di essere guidati dalla donna. Io penso sempre, cara Grazia, ma la Sardegna, che ha avuto la giudicessa Eleonora, che ha dato il più avanzato codice di leggi nel Medioevo, che ha avuto Grazia Deledda, che ha avuto le grandi madri del Neolitico, diciamo della preistoria, perché non riesce a produrre o essere riconosciuta di più? Perché è veramente una donna come Grazia Deledda, che ha raccontato nei suoi romanzi, abbiamo iniziato con Canne al vento, che ha iniziato nei suoi romanzi a far capire dove la forza di una donna può arrivare, ecco, come mai, diciamo dal punto di vista sociale, poi non si riesce a sviluppare di più, ma questo è un'altra storia, andremo ad un altro 8 marzo. Senza Scampo è un libro a cui sono molto cara perché viene di seconda battuta ad un libro che proprio Antonio aveva presentato con me, Il peso dell'Eros, che invece racconta i personaggi femminili. Vi racconto solo 2 brevissime storie di parallelo tra il personaggio maschile e il personaggio femminile, per poi andare alla conclusione magari di questa nostra pomeriggio. Marianna Sirca, un romanzo che ha come titolo la protagonista, e sono pochissimi i romanzi che hanno come titolo la protagonista, di Grazia Deledda. Comunque Marianna Sirca si innamora del suo ex servo che è diventato bandito, se lo porta a letto perché lei è diventata la padrona, visto che lo zio prete, di cui lei era in fondo la badante, le ha lasciato un'enormità di eredità, quindi lei è diventata padrona, porta a letto il suo amante, sta con lui la notte, ma a un certo punto dice che non vuole più nascondersi e lo esorta a consegnarsi alla giustizia, quindi a smettere i panni eroici del bandito per poi poter, diciamo, pagare il suo debito alla giustizia e sposarla. Quindi per un bandito non essere più bandito, ma avere accettato questa regola che per il mondo barbaricino era proprio fuori di ogni canone, è estremamente, diciamo, coraggioso da una parte, ma dimostra che la forza di Marianna è superiore a quello che il bandito poteva fare. Poi la storia finisce in un altro modo. Un'altra donna forte che va contro le regole della società e costringe il suo uomo quasi
a abbandonare queste regole ipocrite è l'amante Agnese, l'amante della madre, nel famoso romanzo La madre. Agnese, l'amante del prete, anche lei a un certo punto rifiuta l'ipocrisia, che invece il prete pare aver accettato. Quindi gli chiede di scegliere tra Dio, diciamo, e lei, quindi lo metti di fronte a questa scelta. Bene, io mi infervoro molto raccontandovi tante storie delle Diane e starei qua tutto il pomeriggio, ma certamente, andando alla conclusione, Grazia Deledda trasferisce nelle sue donne certamente molto, molto del suo carattere. Un carattere che, per esempio, qui a Roma le ha fatto dire di no alla regina Margherita. L'hanno invitata dopo il Nobel in un grande salotto letterario a conoscere la regina, anzi la regina avrebbe avuto piacere di conoscere Grazia Deledda. E le hanno detto, però mi raccomando, quando saluta la regina, poi non può girare le spalle, ovvero qualche altra cosa e andare via, deve retrocedere come, diciamo, guardando sempre di faccia la regina, retrocedere come un gambero. Lei, a un certo punto, la seconda volta che la regina la invitò o lo fece invitare, non andò più perché si vergognava, era contro la sua dignità andare indietro come un gambero. Allora mi domando, cari amiche e cari amici, ma se a me mi invitasse il Presidente della Repubblica, io forse il gambero lo farei, non lo so, penso che lo farei, non lo pretenderebbe, beh, Mattarella forse no. Comunque, andando così alla conclusione, io adesso sto guardando una bella scaletta che mi ha preparato il nostro Presidente e adesso io credo che ci sia, esatto, un'altra donna che non è potuta essere con noi per motivi suoi familiari, è giusto che appunto la cura della famiglia necessita anche questo, e penso che Stefania adesso legga una bella poesia di Anna Manna che si intitola Ave Maria, Madre del Mare. Ave Maria dei naufraghi. L'arsura cocente della speranza trascina fino a te la mia preghiera. Ave Maria, Madre del mare, prendi tu la mia catena, cambiala in vela, fammi navigare fino a sfiorare i cieli. Stammi vicina col tuo cuore, azzera le distanze degli oceani e spacca i muri che ci allontanano. Tu che fosti casa e culla di Dio, sacro passaggio dal divino alla carne, fammi nascere adesso all'amore del mondo. Ave Maria, Madre degli oceani, racchiudi in ogni piccola carezza la potenza delle maree. Resta a vegliare questa nuova vita che ogni giorno cerco, arrancando nel buio. Tu che sei intarsio divino, su roccia intiepidita dal dolore, diventa casa di tutti in mezzo al mare. Accogli i disperati sul tuo scoglio, ululano le tempeste, scardinano gli equilibri dell'anima, l'angoscia avanza fra i flutti che offuscano il domani. Ave Maria, Madre e Regina del mare, primo sguardo avvinghiato ai sussurri dell'acqua. Salvaci, siamo dispersi fra le onde, legaci con l'amore gli uni agli altri, placa le bufere infernali, spacca le differenze dentro i cuori, mostraci il tuo sorriso santo, fino alla tenerezza, fino al perdono, rendici il dono della comprensione. Grazie Stefania, abbiamo Grazie chiuso veramente questo nostro incontro al femminile con una grande donna, e la giornata della donna, ricordare Maria e soprattutto con questi bei versi di Maria che aiuta i disperati del mare. Volevo soltanto dire, prima di dare il microfono in chiusura ad Antonio Masia, che Anna Manna è una grande, oltre che una grande poeta, come avete sentito, è anche una grande operatrice culturale qui a Roma, dirige e ha ideato parecchi premi letterari. Io voglio ricordare solo Europa e Cultura, il premio che si dà alla Sapienza all'Università di Roma, e Italia Mia,
è un premio che si dà anche agli autori in particolare collegati con realtà locali e regionali. Guarda caso uno di questi Italia Mia è stato proprio Antonio Maria Masia, a cui ridò subito il microfono. Allora il microfono per chiudere, poi te lo ridò ancora a te, perché vorrei che chiudessi tu, perché l'Ave Maria ci ricorda un'altra grande donna sarda, Maria Carta, che dobbiamo ricordare in chiusura. E niente, io veramente ringrazio con tutto il cuore te, Neria, Grazia, Stefania, Manuela, per essere venuti oggi in queste situazioni anche di difficoltà, no? La mascherina, la distanza, tutte cose che un po' ci impediscono quella fluidità di relazioni e di rapporti alla quale eravamo tutti abituati. Vabbè, speriamo che questo passi il prima possibile. Quindi, grazie a voi. Ringrazio la nostra regista Patrizia, ringrazio il nostro collaboratore del Luna, Iaga, e come vi avevo detto prima, gli unici due spettatori, Ivan Meloni, il nostro segretario, e Franca Farina, in rappresentanza di tutte le donne socie e amiche del gremio. Io vi invito anche a, se volete, a rivedere i precedenti incontri, quello su Gramsci, quello su Antonio Segni, quello su Edith Brucco, che trovate nel nostro sito, il Gremio dei Sardi, alla rubrica canale streaming. Ecco, adesso io ridò la parola a Neria per il suo saluto finale in ricordo di Maria Carta. Certo, ma oltre che il ricordo di Maria Carta, pensavo, Antonio, quante volte in questa bellissima sala siamo state riunite nel nome delle donne. Il gremio ha sempre fatto una grande manifestazione per l'8 marzo e qualche volta, grazie alla generosità e l'amicizia con Antonio e con tutti gli altri del direttivo, mi avete invitato. E questa sala era veramente piena e gremita di amicizie. Però guardiamo l'aspetto positivo. Attraverso web, attraverso il sito, noi probabilmente abbiamo ancora più gente e che soprattutto non sta qui a Roma, non potendo stare a Roma magari nel comodo del suo salotto, della sua cucina o del suo studio, può stare con noi e poi con noi ascoltare una bellissima poesia. Abbiamo fatto tutto al femminile. Chiudiamo con il ricordo di Maria Carta e peccato veniale, questo ricordo l'ha fatto un uomo, Antonio Maria Masia, anzi due uomini, perché sentiremo una bellissima poesia di Antonio Maria Masia, del presidente del gremio, dedicata a Maria Carta, è veramente struggente, una poesia che vi prenderà il cuore come a tutti noi che la conosciamo già, soprattutto grazie anche, direi, alla musica di Ennio Sant'Aniello, che veramente ringrazio perché è una sensibilità di artista e di musicista messa al servizio di una grande poesia, ma su una grande donna come Maria Carta, che anche qui al gremio abbiamo ricordato. Grazie amici e veramente ascoltiamo tutti questa splendida poesia di Antonio Maria Masia dedicata alla splendida donna, altra donna sarda forte e coraggiosa come è stata Maria Carta. Grazie a tutti. Sa vida mia, sono cantos e poesia, e a Marta e Teresa busta cara, figlios a mano tenta, su delirio si imprenta, in coro meo tenia e Lara, protea ma da terra in pace che sa guerra,
che sarà Sardegna per la rara. In un mondo uomo, né dolo né affanno né padrono, sa vita mia, sono scantos e poesia. Figliosa manutenta, su di lirio si imprenta, chi in coro meo tenia e il lara. Protea ma da terra in paghe che in guerra, pro che sarà Sardegna per la rara. In un mondo né dolo né affanno né padrono, sa vita mia, sono scantos e poesia. Protea ma da terra in paghe che in guerra, pro che sarà Sardegna per la rara. In un mondo uomo, né dolo né affanno né padrono, sa vita mia, sono scantos e poesia. Sa vita mia, sono scantos e poesia.